Intanto stiamo verificando se ci sono stati altri furti di autovetture nella zona per capire se sono fuggiti con un'altra macchina, quindi rubando un'altra macchina. Al momento non risulta, però insomma, stiamo vedendo tutte le telecamere di videosorveglianza per cercare di capire abbigliamento, direzione e tutto quello che ci possa consentire di identificarli. È caccia aperta ai due uomini che sulla strada provinciale 34 hanno creato il panico, fuggendo ai carabinieri dopo aver provocato un incidente. Sono circa le 8 della sera quando tra Salgareda e Ponte di Piave viene individuata un'auto sospetta, una Ford Focus blu. È arrivato un alert di questa autovettura che era già stata segnalata come appartenente a soggetti che erano dediti appunto a reati predatori e i carabinieri l'hanno intercettata perché chiaramente abbiamo la collocazione targa system e è iniziato un breve inseguimento che poi ha portato i ragazzi che erano alla guida di questa autovettura sospetta a centrare in pieno un frontale, una macchina che proveniva dalla parte opposta. Nell'auto c'è un ignaro 42enne residente a San Donà di Piave che resta ferito, fortunatamente non in maniera grave. Pochi attimi e i due occupanti della Ford Focus escono dall'abitacolo e si danno la fuga a piedi nella vicina area golenale, avvolta dall'oscurità. Sull'asfalto rimangono i resti di un impatto che poteva avere conseguenze ben peggiori. La Ford viene posta sotto sequestro. Aveva delle targhe clonate e poi all'interno dell'autovettura noi abbiamo trovato anche le targhe originali che ci riportano a un soggetto pregiudicato sul quale stiamo facendo gli approfondimenti. A bordo vengono anche trovati degli arnesi da scasso e una rice trasmittente portatile spenta. Scatta la perlustrazione della zona con un primo esito negativo, ma si va avanti senza lasciare nulla di intentato. Sul territorio, quando questi soggetti vengono intercettati, vuol dire che la prevenzione funziona. E sicuramente queste persone non si fermano all'ALT e quindi la conseguenza è quella per forza delle forze di polizia di ingaggiare un inseguimento per cercare di fermare questi soggetti che, come dico, delinquono sul territorio e quindi creano allarme sociale.